prima riflettevo, ci chiedevamo anche tra i comici, insomma, chi è sposato, chi è fidanzato. Io riflettevo sul fatto che sono sempre stato fidanzato, cioè nella mia vita, pure una cosa, sempre fidanzato. Mi ricordo già il primo fidanzamento vero, 20 anni, avevo 20 anni, ero fidanzato in casa, io non so qua come dite, fidanzato in casa, no? Che a Napoli si diceva, meglio qualche tempo fa, in un modo, si diceva, mi sono messo a fare amore in casa. Mi sono messo a fare l'amore in casa, che è una cosa bellissima, romantica, però falsa, perché tu quando eri fidanzato e se andavi a casa della ragazza, tutto faceva fuorché l'amore, perché tu stavi giornate intere con la suocera o suocera, così serate buttate con suo suocero che ti raccontava qualsiasi cosa, che a te non te ne fotteva niente quello che raccontava lui. Tu pensavi e dicevi, ma perché non muore tu? Non mi sono nemmeno affezionato ancora. Perché voglio dire, poi tua suocera già aveva un aspetto, di solito ti veniva ad aprire sempre tua suocera, perché la prima volta la suocera è quella più svelta, quella più... Dopo 2 mesi si leva la maschera, è una bastarda, esce un mostro fuori. Mentre il suocero è uno succube, è uno che viene picchiato da 30 anni dalla moglie, uno che non ce la fa nemmeno ad alzarsi. Ma pure il nome che danno ai suoceri. In napoletano la suocera si chiama Agnora. Guardate com'è, è un mostro, Agnora. In siciliano e catanese, Soggera. Ma non è Soggera, che pure non è bello, Soggera. Il soggero. Quindi quando vai la prima volta a casa dei soggers, è plurale, è terrificante, perché tu vai a casa di questa gente che non hai mai conosciuto e tu speri solo che arrivi un momento che puoi concretizzare con la tua fidanzata, che sei ai primi tempi, sei ragazzo, riesci a fare qualcosa solo quando lei ti accompagna alla porta, dice ci vediamo domani amore, tu dici domani. E chi dorme stanotte? Facciamo una cosa, al volo riesci a fare qualcosa soltanto sul ballatoio, da qui la famosa tromba delle scale voglio dire, adesso i ragazzi sono diversi, io vedo anche tra il pubblico molti giovani, adesso i ragazzi fanno tutto e subito, si toccano. Io per esempio mica prima facevamo tutto questo, io sono vecchio, ma prima mica si faceva, io per esempio non sapevo nemmeno che zizze erano 2 per esempio. Io ero convinto che era una sola. E dico, quando vedi pure la seconda, dici, portate pure le amiche, guarda quando è socievole la zizia che... Cioè, ma adesso dormono a casa dei fidanzati, vanno a dormire, dormono nella stessa stanza, prima non esisteva. Prima al massimo tuo suocero ti dava il permesso di dormire in soggiorno, da qui il famoso permesso di soggiorno. Era così. E io mi ricordo che con questa fidanzata storica ci lasciammo ad un certo punto, in verità mi lasciò lei, facette corna, la verità, questa era, non hai mai avuto, non lo so, però fece delle corna bellissime, cioè corna con un mio amico, quindi pure corna speciali, appena mi sono lasciato ho sofferto come un cane, dopo un po' mi sono cominciato a divertire. Quello è così, tu soffri, la sofferenza dura un po', però appena finisce ti diverti. Mi ricordo che me ne andavo a Ibiza, a Formentera. A Ibiza e Formentera le persone anziane non esistono, i vecchi li buttano, non so perché, sappiamo una discarica, cioè appena arriva a Formentera non esistono i vecchi, che è una cosa brutta ma bella, i ragazzi solo ne possono capire, l'ospedale qua no, però ragazzi, cioè io ho conosciuto, quando mi sono lasciato, una categoria di donne che mi ha salvato la vita. Ho conosciuto l'unica categoria di donne che dovrebbe essere premiata col premio Nobel per la pace. Le separate. Le donne separate sono benefattrici dell'umanità. Le donne separate appena si separano col marito scatta una cosa proprio dentro. Loro fanno esplodere una zoccolitudine meravigliosa. Si fanno pure l'avvocato mentre sta separando. Dice, ti separa, avvocato. Però poi, come sempre, quando ti stai divertendo, ho incontrato mia moglie, ho incontrato Elisa, mi sono innamorato, mi sono fidanzato, mi sono sposato a 36 anni.
Mia mamma appena l'ha saputo ha pianto per 2 mesi consecutivamente. Io dissi, mamma, ma perché piangi? Lei mi disse, Peppe, troppo all'improvviso. Io mi sono sposato un poco prima di morire. Grazie.